Antonio Di Pietro, lei è stato in Senato ma è stato anche un magistrato, è stato anche un poliziotto, lei parla il linguaggio della gente normale, come si può rispondere? Ripeto, certezza del diritto ci vuole per tutti. Il problema di fondo qual è? Perché si è sentito disperato? Perché lui si è trovato di fronte a una realtà più grande di quel che poteva affrontare. Perché quella realtà è diventata più grande? A mio avviso perché in questo momento c'è una legge formale che dice che bisogna pagare tot tasse. Chi non sa, come diceva prima Zurlo, trovare i marchingegni per sfuggire, perché si fa la residenza all'estero, perché si fa la società ad hoc, perché si fa la consociata e quant'altro, è sempre quello più onesto, quello più povero e quello più rispettoso della legge. Quindi il problema di fondo... Più indifeso, in più indifeso, bravo. Ecco, più indifeso. Quindi il problema di fondo qual è? È che se tutti rispettassero la legge per cui le tasse si devono pagare, oggi lui avrebbe ricevuto la metà delle tasse che doveva pagare, aveva la possibilità di pagarlo a tempo debito senza incorrere in quegli errori e soprattutto ci vuole una legge che deve permettere la possibilità di persone che si trovano in quelle condizioni di potersi confrontare con il fisco e non che arriva, mangia sta finestra, salta sta finestra. Il problema di fondo, a mio avviso, è e resta sempre questo. Sapendo che c'è il condono, i furbi ne approfittano come ne hanno approfittato. Sapendo che c'è una legge, c'è chi ha ancora paura della legge perché è più debole e più onesto. È vero quello che dice Bea Di Pietro, cioè che lo Stato non è più credibile ormai? Non ha più una reputazione anche per gli uomini che esprime? Lo Stato chi? Questi che stanno qui fanno parte dello Stato, voglio dire. Le istituzioni. Ecco, le istituzioni, anche questo, fare tutto il buon fascio non sta bene. Io partirei da un presupposto che le tasse in modo giusto vanno pagate. Se ci troviamo in questa situazione, innanzitutto perché abbiamo 200 miliardi di euro l'anno che non vanno pagati, che non pagano le tasse. Il problema di fondo è che c'è troppa prima e in secondo luogo, come dice giustamente lui, c'è uno spreco enorme delle entrate. Quindi è in questo senso che l'istituzione non funziona. Non funziona perché non sa colpire, anzi si accoda al ribasso in quelli che vanno in moto e vanno troppo veloce anche nel sfuggire dalle tasse e sa sprecare moltissimo in modo tale poi che si inventa un meccanismo attraverso Equitalia in cui devo raggiungere il risultato, non do coglio, ecco il risultato che poi dove è più facile cogliere. Per quanto mi riguarda, torno a ripetere, io distinguerei i singoli fatti personali da un principio generale. La legge è uguale per tutte e le tasse vanno pagate. In Italia le tasse diventano impossibili a pagarsi perché sono talmente elevate, perché per far quadrare i conti rispetto alle spese pazze che si fanno e rispetto a coloro che non pagano le tasse, alla fine chi ci rimette è sempre il povero Cristo e il più onesto. Ecco perché io dico che chi evade le tasse ed è accertato con sentenze penali per stato giudicato, invece di candidarsi a fare il premier è meglio che vada in galera. Nel caso licenziati, dice la portavoce dell'Agenzia delle Entrate, non è strano questo personaggio Di Pietro? Io sono sempre stato dell'idea, sono sempre stato accusato che piuttosto che mandarli fuori li mandavo dentro in realtà, queste persone. Io credo che mai come in questo momento dobbiamo lasciare lavorare la magistratura a 360 gradi. Mi auguro che Paolo Riverio si decida a raccontare i fatti come stanno a 360 gradi e a raccontare le cose alla magistratura. I personaggi che mi pare che gli giravano intorno non erano dei migliori. Adesso ho visto che anche c'è De Gregorio che fa colui che la persona informata sui fatti. In realtà, come sapete, ha patteggiato per aver preso 3 milioni per vendersi addirittura il voto in Parlamento e, non so se lo sapete, fra 10 giorni inizia un procedimento in dibattimento a Napoli, un processo nei confronti di Lavitola e di Berlusconi proprio in relazione a quel voto di scambio. E in quella realtà io personalmente, a nome del mio partito, mi sono costituito parte civile perché il Paese è stato preso in giro da questi personaggi che adesso fanno coloro che insomma risanano il Paese. Prima gli dà la coltellata e poi ci piangono sopra. Scusa Antonio, ma adesso indelicatamente come è il mio costume, ma dove te lo sei andato a capare questo De Gregorio? Perché è facile il giorno dopo raccontarla. No, se a tutti sapessimo te lo chiedo a te, se tutti sapessimo il giorno prima che ci separiamo, il 50% degli italiani non si sposava perché il 50% degli italiani si sta divorziando. È stato un matrimonio infelice. Un matrimonio infelice. È stato un matrimonio infelice. Per la pubblicità, altri vorrei che si sapesse che io sono parte lesa, mi sono costituito parte civile. Parte lesa, matrimonio infelice. Vorrei che si sapesse che qualcuno è andato a comprarlo, questo signore, e questo signore si è venduto.
Di Pietro, ma il problema sono le pene, ci vogliono pene più severe, l'ergastolo della patente, come sentivamo dire prima. Beh, voglio dire, al di là del nome roboando, il minimo che bisogna fare è togliere la patente, ci mancherebbe altro. Però andiamo con ordine. Io credo che il problema principale è proprio quello che diceva il dottor Bendinelli prima. Bisogna educare e rieducare i cittadini per evitare che ciò accada. Detto questo, perché dobbiamo farci capire, qui facciamo un giorno una trasmissione perché non vanno in galera, un giorno una trasmissione perché ci sono troppe persone in galera, un giorno una trasmissione perché bisogna fare i condoni, un giorno, cioè bisogna farsi a capire. Io credo che, come giustamente è stato detto qui e come è stato detto un po' da tutti, ma penso anche da te prima, certezza del diritto e certezza della pena. Nel caso di specie, a mio avviso, cosa manca? C'è un'insufficiente normativa per quanto riguarda sia l'AN, cioè sia la tipologia di reato. È previsto la cosiddetta actio libera in causa, tradotto la possibilità cioè di chi si mette volontariamente in condizione di non intendere e volere di rispondere come se il reato di omicidio volontario ci fosse, ma nel caso di specie ci vorrebbe un reato specifico dell'omicidio stradale e credo che in questo senso sotto la proposta sia da accogliere e da accogliere favorevolmente. In secondo luogo ci vuole anche una certezza della pena e sotto questo aspetto dobbiamo farci a capire. In Italia si sta troppo poco in galera, con la scusa, come è stato detto anche dal Ministro degli Interni l'altro ieri, ci sono troppo pochi posti. Siccome ci sono troppi pochi posti in ospedale, li mettiamo un po' fuori. Siccome ci sono troppo pochi posti in galera, li mettiamo un po' fuori. Siccome ci sono cioè aumentiamo i posti, facciamoli stare bene, ma soprattutto, come dice il professore, rieduchiamo dall'inizio a stare attenti che un giorno può toccare pure a noi. In questo senso credo che anche questi che stiamo facendo in questo momento, aver fatto vedere quelle cose crude, serve soprattutto a far capire che può capitare a ogni famiglia. Ed è per quello che le abbiamo fatto vedere. Oliviero, bene. Intanto l'unica categoria mi pare che non risenta troppi pochi posti allora fuori è quella della cosiddetta casta. Se anche sono troppo pochi posti, e credo che invece siano troppi, in qualche modo sono stato processato per averli messi troppi dentro della cassa. No, ma non era in quel senso. No, ma voglio dire, non era in quel senso. Tu sai meglio di me che una delle accuse che mi hanno fatto è di aver messo troppo dentro troppi politici. Non era in quel senso, era nel senso che oggi questo paese c'ha oltre 1 milione di persone che vivono di politica e chiunque sia in questo studio che a casa si può rendere conto che oltre a essere assurdo proprio materialmente non ce lo possiamo permettere, questo è evidente. Di Pietro, anche lì le assicurazioni applicano la legge, hanno delle tabelle e le rispettano, ma non si corre il rischio che anche lì si creino delle disuguaglianze dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B? Innanzitutto non esiste una legge, la giurisprudenza ha dovuto sopperire a una mancanza di legge. Se ci fosse una legge sarebbe meglio in questo senso. In secondo luogo sono stati posti 2 temi qui in questo momento. Il valore di un incidente a seconda di cosa comporta, e qui c'è poco da fare, non ha prezzo e per cui dovendogli dare un prezzo si va molto spesso, ci giocano chi deve pagare, cioè le assicurazioni. In questo senso le assicurazioni ci giocano soprattutto su una disfunzione dello Stato, che sono i processi lenti e lunghi. Diciamo la verità, sono il primo io a dirlo, che ho tanto e tanto difendo la giustizia. In Italia la giustizia non funziona, è vero, ma non è che non funziona perché ci sta quel magistrato delinquente o quell'altro che cos'è. Non funziona innanzitutto perché l'intero sistema non ha le risorse sufficienti, mancano i mezzi, mancano le persone, mancano le risorse, adesso addirittura hanno eliminato i tribunali, accorpandoli, sicché ogni magistrato ha 1000-1500 fascicoli. Poi ci sono anche i magistrati che non fanno il loro dovere, perché c'era un solo modo, ti racconto solo sto fatto e ho finito. Quando io facevo Mani Pulite, ancora adesso, si fa il calcolo sulla produttività, su quanti processi fai. Allora a tutti gli conviene fare i processi contro ignoti, fa subito, e così dura chissà, ne fa tanti. Allora il problema di fondo qual è? Bisogna forse che anche il CSM rivede le tabelle sulla qualità dei magistrati, chi davvero lavora e chi invece va al mare. E perché non lo fanno? Perché il CSM non lo fa? Io infatti sto dicendo, secondo te perché non lo fa il CSM? Perché a mio avviso il CSM ancora adesso
è composta da una parte di magistrati e da una parte di politici che vengono nominati dalla politica e quindi come tale, quando si tratta di prendere delle decisioni, stanno molto attenti, ancora una volta, a come si comportano. Io personalmente non faccio una colpa al CSM, io faccio una colpa alle istituzioni che non danno risorse di mezzi, di uomini e di procedure. Però un tempo lunghissimo come quello attuale è un tempo inaccettabile. Antonio Di Pietro, allora questo PM sostanzialmente vuole archiviare il caso. Dice queste immagini non dimostrano nulla. Noi abbiamo lasciato giudicare ai nostri telespettatori. Tu le hai viste queste immagini? Che immagini ti sembrano? Devo dare una risposta sul piano tecnico-giuridico e poi una valutazione un po' più complessa. Sul piano tecnico-giuridico, qui ci troviamo di fronte a due fatti. Un fatto di cui alla denuncia querela che hanno fatto i genitori, su cui il PM ha fatto una richiesta di archiviazione. Io credo che il loro avvocato hanno già fatto opposizione e mi conferma come mi conferma, e quindi il GIP dovrà valutare che cosa. Se in quel fotogramma c'è anche qualcosa che riguarda direttamente il loro bambino, o comunque, a prescindere dal fotogramma, se le relazioni tecniche e i riscontri oggettivi che sono venuti fuori sono tali per cui, e a me pare che ci sia bisogno quantomeno di una valutazione dibattimentale, quindi mi auguro che il GIP possa seriamente valutare. Altra questione è, che però non sappiamo noi qua, sempre sul piano tecnico, è se il PM ha solo richiesto l'archiviazione o ha richiesto la restituzione degli atti per procedere nei confronti degli altri fatti di cui è l'autorità giudiziaria, perché mi meraviglio che rispetto a fatti che riguardano maltrattamento, cioè voglio dire, quel bambino tirato e buttato per aria, è un maltrattamento non è una cosa qualsiasi, sta lì, che non sarà, magari non è la loro figlia, ma sempre un bambino è. E quindi sotto questo aspetto mi meraviglio innanzitutto che sicuramente gli altri genitori avranno fatto anche loro a questo punto denunce querele, saranno avvertiti, e comunque sia non c'è bisogno che glielo dica qualcuno, il magistrato lo vede da solo, e sotto questo aspetto quindi mi auguro che ci sia un seguito. Il problema è più a monte. In questo momento io credo che se andiamo in giro per l'Italia e mettiamo le telecamere, abbiamo tante luci e tante ombre su come vengono gestiti nel chiuso delle assistenze, le assistenze fatte bene, a cui va fatto tanto di cappello, c'è gente che si fa in quattro, anche volontariamente, e c'è tanta gente invece che per avere il contributo della regione, per avere il contributo di là, se ne approfitta e poi chiudono le porte, li legano come i cani, e già legare un cane è un peccato, lì è mortale. Saluto Antonio Di Pietro che ci deve lasciare, lo ringrazio per aver partecipato. Grazie a voi, alla prossima.